Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho forse più. Accendilo tu questo sole che è spento, l'amore lo sai, scioglie i cuori di ghiaccio, che sarà di me se perdo anche te, se perdo anche te. Due, tre, quattro. Vieni. Tu hai qualcosa da dire? Sì, intanto Gianni davvero sei ormai diventato il simbolo della Sardegna. Ma è simbolo, a me fa piacere essere qui a Carloforte, perché ormai, insomma, dopo la prima serie che abbiamo fatto e che è piaciuta così tanto anche fuori diciamo dall'isola, fuori dalla Sardegna, sono contento di essere tornato. Chissà che addirittura non si ritorni un'altra volta l'anno prossimo, quindi è un grande piacere, ormai mi sento un cittadino di Carloforte. Dimmi. Ecco Gianni, ma per quanto riguarda una domanda sportiva, visto che io mi occupo tanto di sport, no? Il tuo Bologna? Ho visto che il Cagliari oggi ha perso, però mi sembra una squadra ben assestata il Cagliari, forte, una squadra con un buon allenatore. Io il Bologna quest'anno sono un po' preoccupato, siamo partiti male, non riusciamo a segnare. Adesso ci aspettano due partite terribili come la Roma e la Juventus, quindi potrebbe essere che fra 2 settimane siamo ancora lì a questo punto. Speriamo che insomma succeda qualcosa di buono. Grazie. Davanti a circa 6.000 spettatori, davvero un concerto strepitoso qui sul lungomare di Carloforte, l'isola di San Pietro, che ormai è diventato l'idolo di quest'isola, sta facendo davvero una grandissima fiction, la seconda serie della fiction che potremo vedere presto nuovamente sulle reti Mediaset. Ebbene, abbiamo sentito prima dell'inizio del concerto proprio il cantante, che è davvero un personaggio straordinario e che noi sardi abbiamo imparato ad amare. Linea che può tornare alla regia. Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho forse più.